Bilancio positivo anche per la seconda edizione dello Schiticchio d'autunno a San Piero Patti, uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia. Quest'anno l'evento si è svolto in 2 giornate per far riscoprire il piacere e la gioia di ritrovarsi insieme e gustare alcune delle eccellenze locali. Lo Schiticchio si è svolto nel cuore del centro storico di San Piero Patti, con un percorso per le vie principali con oltre 20 stand gastronomici. Ad arricchire il percorso gli stand di prodotti tipici e gli spazi dedicati all'hobbistica e all'intrattenimento per i bambini. La manifestazione è stata arricchita dal ritorno del corteo storico medievale con la rievocazione della venuta di Federico IV d'Aragona e dalla Dama Castellana, suggestiva gara che, su un grande campo di gioco, caratterizzato da figuranti e dame in abiti d'epoca, ha visto fronteggiarsi 2 abili maestri del celebre gioco da tavolo in una sfida senza tempo. Quest'anno abbiamo voluto arricchire lo Schiticchio d'autunno con queste manifestazioni che abbiamo ripreso dopo tanti anni di fermo. Stasera abbiamo la Dama Castellana, domani invece il corteo storico che celebra la venuta di Federico IV d'Aragona a San Piero Patti. Ecco, un evento che nasce per celebrare i sapori di questo comprensorio, di questo paese, ma anche di tutta l'area nebroidea, no? Sì, diciamo prevalentemente sono le attività locali che prepareranno dei cibi, dei piatti particolari, ma c'è anche qualche espositore dei dintorni, soprattutto che ha chilometro zero o prodotti diciamo proprio più artigianali. Lo Schiticchio d'autunno a San Piero Patti rappresenta un po' la cucina tipica nostra del territorio, infatti non è il classico street food, ma bensì sono utilizzati dei prodotti proprio tipici del periodo autunnale e preparati anche in modo più artigianale, un modo molto più casalingo, casereccio. Ecco, tra i prodotti di punta di San Piero Patti, quale possiamo menzionare? E allora ci saranno i maccheroni a sugo con il sugo proprio tipico dei luoghi, poi ci saranno dei dolci un po' più tipici, il sospiro, poi ci sono molti panini, ma non sono dei panini veri e propri, sono diciamo delle focacce con delle erbe aromatiche, raccolte proprio nel nostro territorio, con dei salumi e dei formaggi prodotti sempre qui a San Piero. Questo è un evento che è già alla seconda edizione. Com'è nata questa idea? È nata da un'idea proprio da incoscienti, come siamo un po' noi. L'anno scorso l'abbiamo ideato in meno di un mese. Volevamo fare un evento in un periodo in cui non c'erano altre manifestazioni. Sappiamo che ottobre è pieno di manifestazioni, quindi abbiamo deciso di fare sempre questo evento la seconda domenica di novembre, sabato, il secondo fine settimana di novembre, ed è nato così. In una sera eravamo tutti insieme al consiglieri comunali, l'amministrazione comunale, abbiamo deciso di fare questo evento che l'anno scorso è nato all'improvviso e ha avuto un notevole successo. Infatti quest'anno abbiamo molti più espositori rispetto anche l'anno scorso. Alle nostre spalle degli abiti storici che sicuramente avete ricostruito in questi anni. Sì, gli abiti sono del 1356 e sono state realizzate da maestranze proprio qua di San Piero, dalle nostre sarte, e con grande passione, veramente si sono applicate tantissime, infatti tutto fatto a mano, ricamati pure con pietre preziose oppure con delle passamanerie molto belle. Qual è stata la difficoltà maggiore nel riprodurre questi abiti più fedelmente possibile? Certo, si è dovuto fare una ricerca naturalmente, perché appunto ci basavamo ad esempio su dei libri e soprattutto anche su dei quadri. Abbiamo preso qualche soggetto su qualche quadro e ci sono state 2 in particolare che si sono occupate di seguire la realizzazione di questi vestiti al Fina e la signora Stella, e effettivamente hanno apportato un grande prestigio, diciamo, al nostro gruppo.
Come mai proprio la scelta di questo gioco? Allora, la prima edizione della Dama, si immagini, l'abbiamo fatto nel 2000, è stata così quasi una sfida, diciamo, perché non abbiamo sentito che qualcuno faceva questa partita, diciamo, di dama oppure di scacchi, ci siamo appassionati e l'abbiamo proposta. Effettivamente abbiamo avuto abbastanza richiamo, diciamo, e ora nel corso degli anni ogni tanto ci siamo presi qualche pausa, non è stata fatta tutti gli anni, e quest'anno veramente, appunto, grazie anche all'amministrazione comunale che crede tantissimo in questo gruppo e in questo corteo storico, abbiamo pensato di rifarla, di riproporla, ed è questa partita proprio di dama vivente con dei ragazzini che fanno le pedine che si spostano sulla scacchiera. Con l'assessore alla cultura di San Piero Patti voglio parlare proprio di cultura e di questo corteo storico. Cosa rappresenta in particolare? Sì, con questo corteo storico noi non vogliamo fare altro che rievocare un episodio importantissimo per la storia di San Piero Patti, che fu la venuta del re Federico IV d'Aragona, episodio che rimanda al dicembre del 1356. Cosa era successo a San Piero Patti? Qualche mese prima, il mese di dicembre, c'era stata una rivolta popolare. Il popolo di San Piero Patti si era ribellato al dominio feudale dei baroni Orioles. Manfredo e Berengario Orioles erano baroni Manfredo e Giovanni Orioles erano baroni di San Piero Patti e Raccuia, e da baroni, insomma, e come titolari della feudalità su questo territorio, purtroppo tiranneggiavano il popolo, si comportavano male con il popolo sanpietrino, e il popolo a un certo punto, stanco di queste continue vessazioni da parte dei signori feudali, insomma, un giorno insorse, addirittura devastando il castello che si trovava proprio sulla sommità del centro abitato di San Piero Patti. In effetti in questo castello oggi non esiste più, fino ai primi del Novecento esistevano soltanto dei ruderi, oggi abbiamo i ruderi del torrione appunto che si trovava all'entrata del castello. Dopo questa ribellione, insomma, il borgo rimase senza dominio feudale, perché di fatto uno dei due baroni fu ucciso, l'altro invece si trovava a Raccuia proprio nei giorni della protesta, della ribellione, e ovviamente non fece più ritorno a San Piero saputo della ribellione. Alcuni mesi dopo il re di Sicilia, Federico IV d'Aragona, ovviamente non era diretto a San Piero Patti, doveva spostarsi dalle parti, andare verso la zona di Catania, ma trovandosi di passaggio decise di fermarsi a San Piero perché aveva saputo, insomma, aveva avuto notizia di questa ribellione e si immaginava potenzialmente di trovare una cittadina ancora in armi, pronta a ribellarsi anche al potere regio, e in effetti invece non successe questo, anzi trovò un popolo pronto ad accoglierlo, un popolo che subito non fece altro che raccontare quelle che erano le angherie che aveva subito dagli Orioles, e allora Federico decise di liberare la città di San Piero Patti. Ecco quindi la grande generosità e i festeggiamenti nei confronti del re. Decise di liberare la città dalla feudalità, quindi di togliere il dominio dei baroni Orioles e di far diventare San Piero città demaniale. Cosa significava? Sostanzialmente la città rientrava nel demanio del re, quindi non veniva più amministrata da un signore feudale, ma veniva amministrata direttamente, o perlomeno protetta direttamente dalla monarchia, e amministrata da un'amministrazione locale, da una universitas, quindi un simbolo di libertà, un momento di libertà per il popolo sanpietrino. Di fatto il corteo rievoca un momento festoso, un momento bello. Proprio la venuta del re, l'incontro con il popolo e anche il fatto che il re abbia voluto comunicare la sua intenzione di rendere San Piero città demaniale, quindi a quel punto la felicità del popolo e il tributo del popolo al re Federico d'Aragona. E qui a San Piero Patti troviamo i prodotti dei Nebrodi, ma anche qualcosa di speciale, qualcosa in più, lo zafferano. Eh sì, lo zafferano. Abbiamo iniziato questa piccola avventura circa 5 anni fa. È un prodotto che piano piano sta prendendo piede, la gente comincia ad apprezzarlo e a conoscerlo. Questo è il periodo praticamente della raccolta, anche se quest'anno le condizioni meteo non ci stanno aiutando, però qualcosina sta venendo fuori anche quest'anno. Io vedo i biscotti allo zafferano. Cosa succede? Si prepara l'impasto normale e poi si aggiunge
un po' di zafferano? Sì, sì, perché questo non essendo in polvere, anzi essendo puro in stimmi, questo bisogna metterlo in infusione almeno un 6-8 ore prima. Dopodiché si fa l'impasto normale dei biscotti o qualsiasi altro tipo di pietanza e alla fine, quando si finisce la lavorazione, si aggiunge l'infuso con lo zafferano, dopodiché escono fuori questi biscotti che sono la fine del mondo. Ricordiamo che lo zafferano è un fiore. Sì, sì, lo zafferano è un fiore da cui si estraggono gli stimmi. Ecco, e questa produzione ce l'abbiamo qui in Sicilia, a Montalbano? Proprio. Sì, sì, a Montalbano, proprio sul territorio qua sui Nebrodi. È tutta una coltivazione biologica, esclusivamente lavorata a mano. Ma bisogna alzarsi all'alba per raccoglierlo, no? Purtroppo sì, questa è la caratteristica e il neo di questo prodotto. Perché diciamolo ai nostri telespettatori, perché noi lo sappiamo, però chi ci ascolta magari non tutti lo sanno. Praticamente la raccolta all'alba viene effettuata prima che il fiore si schiude. Viene raccolto tutti i giorni, non c'è un giorno in cui non bisogna andare, anche perché il fiore con la luce del sole tende ad aprirsi e quindi gli stimmi, prendendo luce ed aria, perdono di consistenza e quindi perdono la loro caratteristica, prendono le loro proprietà. Ma il fiore è un fiore resistente o un fiore che dura soltanto un giorno? L'indomani se tu lo lasci lo trovi, però lo trovi un po' appassito, anche gli stimmi sono completamente flacidi, hanno perso la loro consistenza e la loro carnosità. Quindi bisogna raccogliere proprio il giorno del bocciolo, insomma. Sì, sì. Bisogna raccoglierlo tutte le mattine all'alba, possibilmente prima che arrivi il sole. E da uno stand all'altro incontro Fedele che produce miele, fa pure rima, no? Da dove arrivate voi? Da Zafferano e Ternea. Quindi tu hai proprio le api. Sì, sì, diciamo un mediocre apicoltore. Quanto è difficile? Tantissimo. Voi ottenete diverse essenze di miele perché spostate le api, no? Nelle varie fioriture. Certo, come miele di Sulla andiamo in provincia di Ganci, Millefiori sull'Etna, Castagno sull'Etna, fior d'arancio i nostri agrumi catanesi, l'eucalipto Caltanissetta, Agrigento, dove ci sono i boschi, diciamo, di eucalipto. Quindi dovete prendere tutte queste arnie con le api. Spostamenti di notte, perché la legge è anche per noi che c'è più freddo, perché di giorno muoiono le api. Sì, facciamo una vita non tanto bella, perché si spostano di notte, quindi stiamo andando in giro e facciamo sacrifici. E qui vediamo un'altra particolarità perché abbiamo la possibilità di mostrare l'interno di un alveare. Un no? Con il miele, questo è un favo con il miele, praticamente questa è una cassetta, questi sono i tallaini per la scorta loro invernale, accumulano del miele che questo serve a loro per il nutrimento invernale. Perché ricordiamo bene, quello che si raccoglie è quello che esubera, quello che avanza, non togliamo da mangiare alle api. Sopra no? viene messa un'altra cassetta più piccola e lì loro depositano quello che togliamo noi, ma questo rimane tutto a loro poi di sotto, per il nutrimento loro invernale. Quanto vive un'ape? Un'ape è il periodo di fioritura in primavera che viene sfruttata tanto, 40 giorni. Si continua a cucinare, come sono fatti questi panini? Allora abbiamo la focaccia con le patate di sopra, farcite con pancetta porchettata, cime di rapa e provola, oppure facciamo il panino. E il panino come è fatto? Sempre con pancetta porchettata, provola e cime di rapa. Allora, io mi sono fermato non soltanto per la coreografia che è eccezionale, i colori eccezionali, ma perché ho visto questo che ho in mano, ma che cos'è? Questa è una zucchina di 7 anni. È la prima volta che partecipate in questa fiera? No, è il secondo anno che lo facciamo. E da bere su questi prodotti cosa possiamo mettere? Accompagnato con un bicchiere di vino. Vino sempre locale? No, Sempre locale, qui avete le vigne anche? Certo. Assolutamente sì. Quindi ci rivediamo il prossimo anno. Speriamo. Allora, un salutone agli amici di Bella Sicilia. Ciao a tutti.
Ma come posso non fermarmi dalla signora Graziella con uno dei cibi più caratteristici della Sicilia, i maccaroni, no? Sì, è un classico piatto siciliano, e specialmente del nostro paese, perché per San Martino è un piatto doc, con il vino nuovo, va proprio a fagioli, come si dice da noi. I maccaroni col sugo si mangiano in tutta la Sicilia, ma qui a San Piero Patti che caratteristiche hanno? Allora, questo sugo è fatto con macinato di carne di vitello, poi ci sono le cotiche, da noi chiamato sutta sopra, e basta, è la nostra salsa, il nostro olio di San Piero. Ma la pasta è rigorosamente fatta a mano, no? Certo, sì, quello è di classico, si vede. Che sono poi abbiamo un altro prodotto tipico dei Nebro di... La ricotta, questa qua è una ricotta mista, sia di pecora che di vaccina, per dare più sapore al maccherone. Questa è una ricotta infornata, giusto? Quindi ha la doppia cottura nel forno. Sì, è infornata 2 volte, perché viene prima infornata lentamente, poi rinfornata per farla indurire. Quindi facciamo questi bei piattoni di maccheroni per questo evento, voi è la seconda edizione che voi partecipate, no? Sì, la seconda edizione. La gente cosa dice? Allora, la gente è entusiasta perché è una manifestazione bella, in questo periodo non c'è niente, perciò è ancora più apprezzata. Signora, prima che vado via, io vedo intanto lì dei dolcetti prelibatissimi e li voglio anche vedere. Allora, queste sono invece le nostre classici ravioli, e sono ravioli con ricotta e ravioli di crema. Sono rigorosamente fritti, poi passati nello zucchero e serviti caldi. Allora, stavo dicendo, io prima che vado via voglio sapere cosa si beve sui maccheroni, a questo punto anche sulle ravioli. Allora, un gustosissimo vino di quest'anno, un nuovo vino, e facciamo un brindisi a tutti. Allora, a tutti gli amici di Bella Sicilia, con un grande salutone. Ciao, grazie. Passeggiando a San Piero Patti sono rimasto attratto da un prodotto particolarissimo. Patrizia, cos'è? Salve, questo è il nostro impasto della pizza ai 5 cereali, abbiamo la pizzeria proprio qui sotto la piazza, che stasera proponiamo nella versione panino con cicoria ripassata, prosciutto cotto arrosto alle erbe, provola dei Nebrodi e una crema di patate di nostra produzione. Vai, mani in pasta. Quindi cosa mettiamo? Mettiamo il prosciutto cotto arrosto, la cicoria ripassata in padella, 2 belle fette di provola. E questo? Questa è una crema di patate di nostra produzione e ripassiamo in forno. Quanto deve stare in forno? 30 secondi, il tempo che si scioglie la provola e il panino è pronto. Quindi resta aperto così? Lo chiudiamo e lo mettiamo nel sacchettino di carta. Ecco che si sta cuocendo? Sì. Questo è un forno a gas, no? Questo è un forno a gas, sì, che utilizziamo per le nostre manifestazioni, invece in pizzeria abbiamo il classico forno a legna. Questo è un prodotto tipico da street food da portare in giro, no? Sì, diciamo che negli ultimi tempi i panini fatti con gli impasti della pizza sono dei prodotti che vanno molto e che noi proponiamo comunque anche al ristorante, sia con l'impasto classico che ai cereali. Ma si prepara soltanto con questo condimento o si può variare? No, noi abbiamo un menù dedicato per i panini nella nostra pizzeria e quindi possiamo anche comporlo al momento con la scelta degli ingredienti come preferiscono i clienti. Allora il nostro panino è pronto, il nostro fornaio, no? Sì. Il fornaio specialista, perché bisogna essere bravi anche a infornare. Il nostro panino è pronto e lo passiamo al nostro cameraman che lo gusterà per tutti gli amici di Bella Sicilia. Un salutone. Grazie, alla prossima. Invece vedo qualcosa di spettacolare, di speciale. Cosa sono? Noi l'abbiamo condita bene, abbiamo fatto delle crespelle di zucca, dolci, lievitate e poi passate appunto nello zucchero e nella cannella. Ma per l'occasione sono nel famoso cuppo, no? Perché uno prende un cuppo con questi bocconcini di zucca e se lo porta in giro per San Piero Patti. Esattamente, sì, li abbiamo voluti presentare in questo formato street. Sono fatte appunto con della farina 00, del lievito di birra, latte, la zucca che viene cotta e poi fatta colare, resa a purea,
impastate in una normale planetaria e poi fritte. Andiamo a mettere le mani in pasta. Questo è l'impasto che vi spiegavo prima, è un impasto naturalmente lievitato con lievito di birra e raggiunto questo punto della lievitazione può essere fritto. Una cucchiaiata, basta? Basta, sì, anche perché poi con il calore dell'olio gonfierà. Quanto devono friggere? Ma diciamo 5 minuti. Le abbiamo fatte in versione zuccherata perché ci sono anche salate. Vengono fritte, fatte colare in modo che l'olio in eccesso non rimanga e poi vengono passate nello zucchero, vi faccio vedere. Questo è uno zucchero semolato condito con un po' di cannella e lo riempiamo. E ci tengo a dire che la maestra è mia suocera, è lei che propone sia le ricette del passato ma che si cimenta a sperimentare anche le cose nuove. Siamo all'interno della mostra, di una mostra allestita qui a San Piero Patti e vediamo un oggetto tipico della tradizione siciliana, giusto? Di che cosa si tratta? Questa è la tipica coffa siciliana, realizzata in palma nana siciliana, tutta a mano. Un tempo veniva usata in campagna anche per alimentare i cavalli. Questa è una creazione che ho realizzato proprio per lo schiticchio di San Piero Patti ed è realizzata all'uncinetto. È tutta cucita a mano senza l'uso di colle, perché io non uso le colle e l'ho fatto appunto questo è proprio per questa occasione con l'uva realizzata all'uncinetto, i fiori sull'arancione che sono proprio i colori tipici dell'autunno e poi una chicca, questa qui è realizzata ricamata sul lino antico. Questo lino è stato seminato, raccolto e lavorato al telaio a San Piero Patti e dopo tantissimi anni è stato ritagliato un pezzettino, è stato ricamato a mano con una passamaneria sempre fatta all'uncinetto. Quindi da un oggetto che serviva per dare da mangiare ai cavalli, sì, ad un oggetto di moda che possiamo consigliare a tutte le siciliane perché alla fine è anche un oggetto identitario, no? Sì, esatto, sì. E poi io ho fatto delle coffe un pochino più grandi che possono essere anche degli elementi di arredo. Questa è dipinta a mano con i fichi d'India tipici siciliani, dipinta a mano su una tela e cucita tutta qui sopra, sempre in palma nana siciliana. Questo può essere un elemento d'arredo, si possono mettere giornali, una pianta, dei fiori finti o anche andare a mare e portare dei grandissimi teli. Queste sono altre coffe, altre realizzazioni sempre dipinte. Questa è sempre fatta all'uncinetto da me, le mini coffette cucite sempre a mano. Cosa servono le mini coffette? Sono dei souvenir? Queste possono essere souvenir, usate per bomboniere o riempite con caramelline regalate ai bambini. Queste sono sempre fatte i fichi d'India dipinti, le regine, teste di moro, fichi d'India dipinte. Questo è il Carmine, la nostra chiesa del 1600, dipinto su coffa, che è difficilissimo dipingere su coffa. Questo è sempre uncinetto, le zucche dipinte per questa occasione, l'uva, elementi vari e poi ci sono le coppole realizzate sempre a mano di tutte le misure. Questa è per un bambino, che questa è tipica perché è alta 4 dita da qui, qua è più bassa, è cucita a mano. Questa è la tipica coppola, l'ho fatta fare sul verde. Ho realizzato sul verde perché in velluto, perché si usava sul nero, sul blu, sul marrone, però il verde mi piace come tonalità autunnale. Ma si usava di velluto perché? Perché era più calda, no? Calda per l'inverno, ci sono queste versioni in cotone per l'estate, sono più diverse misure, anche in cotone bianco ce l'ho. Ed io ormai con la mia affezionata coppola mi sposto da un'arte ad un'altra arte. Lei si chiama? Giacinta Fazio. Lei dipinge, sì. Vedo tantissimi soggetti della civiltà siciliana, passiamo dalla montagna al mare. Essendo io siciliana ho desiderio sempre di mettere in risalto le cose belle della Sicilia
e quindi amo i colori, amo dipingere il mare, dipingere le cose della terra, i mestieri di una volta, gli scorci. Io guardando anche sul tavolo vedo alcuni splendidi ventagli. Questa è un'invenzione di quest'estate. Per la quale devo ringraziare mia figlia che un giorno si è presentata con una scatola di questi ventagli bianchi e mi ha detto: mamma, tieni, divertiti a colorarli. E effettivamente io mi sono divertita, ne ho fatti tantissimi. Come nasce questa passione? Questa passione è una passione antica. Sono stata portata da un'amica a un corso di pittura che lei frequentava. L'ho accompagnata e mi sono messa anch'io, ho ripreso questi pennelli in mano. Da quel momento non ho smesso più e quindi ora sono un po' di anni che è diventata, diciamo, una delle mie cose, delle mie attività principali. Mentre stavamo parlando stavo osservando, quello è olio su tela, no? Sì, questo è olio. Sono bellissimi, però accanto a queste figure di olio su tela noto anche dei segnalibri, se non sbaglio. Sì, questi sono dei segnalibri, sempre sono dipinti, sono fatti ad acquerello. Ed è sempre la carta cotone che si adopera per fare gli acquerelli, sulla quale io dipingo, poi li applico sul cartoncino, li imbusto e creo, diciamo, questi piccoli souvenir. Poi mi sono inventata su suggerimento di qualcuno, per l'esattezza mia mamma, che un giorno ha preso un paio d'acquerelli che io le avevo regalato di segnalibro e ha deciso, sono questi, di farli incorniciare. Ed ecco che il segnalibro diventa un piccolo quadretto.